Siamo tornati in diretta in attesa di andare a Tombolo con le immagini, le voci per l'addio Ennio Doris, fondatore di Mediolanum. Vi do alcuni aggiornamenti. Partiamo dalla notizia di queste ore, ovvero la nuova variante sudafricana Omicron che tanto spaventa anche l'Europa, diversi paesi, tra cui anche l'Italia, che hanno vietato i voli da e verso alcuni paesi. Io chiederei alla regia, stravolgiamo un attimo quella che era la scaletta, perché in Sudafrica è bloccata una squadra di rugby, le Zebre di Parma, che di cui fa parte anche diversi giocatori veneti. Ci sono dei padovani, ci sono dei vicentini e sono proprio bloccati perché i voli sono sospesi. Allora sentiamo le parole del presidente di questa squadra di rugby, le Zebre di Parma. Buongiorno a tutti, vi mando questo video dalla terrazza del nostro albergo. Le zebre stanno bene, siamo chiusi in una bolla da qualche giorno, in realtà ci siamo solo andati ad allenare e siamo stati all'aria aperta, quindi qualsiasi gita è stata fatta mantenendo tutte le precauzioni, mascherine, tutte le precauzioni che erano necessarie. Stiamo aspettando di sapere quando torneremo, siamo al sicuro, i ragazzi sono tranquilli e spero di potervi dare notizie sul nostro rientro tra brevissimo, ma comunque qua la situazione a Cape Town è molto più tranquilla, almeno a vederla da fuori, di quanto si racconti, quindi noi per ora rimaniamo nella nostra bolla e aspettiamo di tornare. Nel frattempo vi sentivo di rassicurarvi. E non è stata ancora trovata la variante Omicron nell'attività di tracciamento dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Legnaro. Lo riferisce la direttrice Antonia Ricci. Quello veneto è uno dei centri di riferimento nazionale per la sorveglianza delle varianti dei virus e partecipa al programma coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità. I genetisti lavorano dapprima con test rapidi che permettono un primo screening sui campioni, risultati positivi ai molecolari, poi si cerca l'eventuale conferma con il sequenziamento del genoma. Secondo gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, solo la valutazione sul campo potrà dire se gli attuali vaccini proteggono da quest'ultima variante come è stato per quelle precedenti, ed è il tema di cui abbiamo parlato anche prima. Vediamo il meteo e poi andiamo a Tombolo per i funerali di Ennio Doris. Adesso il meteo, poi torniamo subito in diretta. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La perturbazione alimentata da aria artica condizionerà ancora il tempo di questo sabato 27 novembre con clima progressivamente più freddo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica evidenzia una situazione instabile, cielo in prevalenza nuvoloso, ma non si escludono anche maggiori schiarite soleggiate. Precipitazioni sparse, fenomeni soprattutto nella seconda parte della giornata, ma in genere di debole intensità. Limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 700-1000 metri sulle prealpi e a fondovalle sulle Dolomiti. Temperature come detto via via in calo, minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra i 7 e i 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso il contesto sarà un po' diverso, con tempo molto variabile un po' per tutto l'arco della giornata e con piogge piuttosto diffuse. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo qualche piovasco alternato a momenti più asciutti, neve oltre i 600-800 metri. Temperature minime intorno a 0-2 gradi, massime infine sui 9-10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Andiamo a Tombolo.
immagini del feretro di Ennio Doris, una semplice bara e appoggiati sopra questo cuscino, questo enorme mazzo di fiori bianchi, di orchidee bianche. Tante le personalità del mondo della politica, dell'economia che hanno voluto essere presenti per l'ultimo saluto ad Ennio Doris. Abbiamo visto prima nelle immagini anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, ascolta Dio le preghiere della tua Chiesa per il nostro fratello Ennio. La fede lo associò ai popoli dei credenti, la tua misericordia lo unisca alla assemblea dei santi e la dimora di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. Ti benedico e ti accorgo, Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Rivolgo un benvenuto a voi familiari, a tutte le autorità presenti, alle tantissime persone che ci stanno seguendo sugli schermi, in presenza o a casa, per dare quest'ultimo saluto al nostro caro Ennio. Il mondo a Tombolo non si era mai visto. Ennio ce l'ha portato. Vogliamo condividere questa concelebrazione con lo spirito con cui Ennio e Lina partecipavano alla messa nella nostra comunità di Tombolo, in semplicità e fede, con preghiera e attento ascolto interiore. Non stiamo assistendo a un evento, ma partecipando a una celebrazione esequiale dove contempliamo l'umano e il divino che in questo rito si abbracciano insieme. Tra un momento parleranno due della Banca Mediolanum e poi i familiari di Ennio. Nessun altro intervento è previsto fino a quando non giungeremo in cimitero. Mi scuso con quanti ora ci seguono stando in piedi, sopportando qualche disagio e anche pazientando un po' se la mia omelia sarà un po' più lunga di quello che costumo fare, ma da queste parti si dice quando ci vuole, ci vuole. Possiamo sedere. Invito Stefano Volpato. Ciao Ennio, oggi siamo qui a Tombolo, non poteva che essere così, la tua Tombolo, il tuo posto, la casa della tua famiglia con Lina, Massimo, Sara. Quante volte mi sono sentito chiedere, ma veramente Ennio Doris, una persona così importante, torna a Tombolo per i fine settimana? Certo che lo facevi. Avevi le idee chiare. Tu amavi dire: l'uomo è come un albero, la grandezza del suo tronco, l'ampiezza dei suoi rami sono direttamente proporzionali alla profondità delle sue radici. Ed è qui che ritrovavi le tue radici. È qui che hai imparato cosa è giusto e cosa è sbagliato. Qui hai scoperto i valori più veri, più profondi, quelli che non tradiscono e ti fanno fare tanta strada. Ma oggi non voglio parlare di te. Sono certo che ogni persona qui presente porta nel cuore un ricordo speciale, una traccia indelebile dell'incontro con te. Oggi vorrei parlare con te. Avrei mille cose da dirti, ma te ne voglio dire solo tre. La prima: sei stato e sarai sempre uno straordinario esempio per tutti. Avevi una missione personale. La parabola dei talenti era il tuo più grande riferimento. Ripetevi sempre: dobbiamo valorizzare le opportunità che abbiamo, dobbiamo lasciare un segno. E tu quel segno l'hai lasciato e come? Ogni talento che la vita ti ha dato l'hai restituito al Signore moltiplicato. In questi giorni è impressionante il numero degli attestati di stima e affetto e sono certo che quelli che ti faranno più piacere sono quelli delle persone più semplici,
più umili, quelle che addirittura non ti hanno mai incontrato, ma alle quali è giunta l'eco della tua straordinaria vita. La seconda è grazie, grazie di cuore. È stato un enorme privilegio poter fare un pezzo del viaggio di fianco a te. Ci hai mostrato scenari fantastici e poi ci hai accompagnato dentro di essi mentre si trasformavano in vita vera. Che onore per noi aver potuto far parte della tua vita. La terza cosa è una promessa. Il tuo lascito umano e spirituale è grandioso, ma oggi non finisce niente. Il sogno continua, anzi, da oggi diventa ancora più grande. Fra poco noi ci asciugheremo le lacrime e andremo lì fuori, nei nostri paesi, nelle nostre città, a fare quello che tu ci hai sempre chiesto, fare del mondo un posto migliore. Lo faremo a modo tuo, lo faremo alla Ennio Doris, facendo sentire ogni persona importante, unica e speciale. Porteremo il tuo entusiasmo, il tuo ottimismo, la tua fiducia, la tua speranza. Lo faremo con gioia, perché non saremo mai soli. Lo faremo con te, perché continueremo a sentire la tua mano sicura sulla nostra spalla. Continueremo a sentire l'eco dei tuoi discorsi visionari e a vedere davanti a noi le immagini dei tanti film con i quali hai accompagnato i momenti più importanti della nostra storia. Di sicuro c'era un personaggio che tu amavi più di ogni altro, forse perché ti assomigliava molto. Era Chance, il giardiniere di Oltre il giardino. Non era un supereroe, era un uomo semplice e gentile, che quando parlava incantava tutti. Era l'uomo che sapeva che dopo ogni inverno arriva la primavera, una realtà semplice ma rivoluzionaria. Sono certo che il discorso finale ti piacerebbe riascoltarlo. Ho conosciuto dei re e in loro presenza facevo strane considerazioni, che li avrei battuti alla corsa, che saltavo la corda meglio di loro. Noi non possiamo perdere di vista la nostra vera funzione. La mia vita è stata un riesame continuo. Ho cercato sempre di guardarmi in faccia, di fare una sana contabilità di me stesso. Ho vissuto molto e tremato molto. Gli uomini sono dimentichi che nella vita si entra nudi e si esce nudi e che nessun contabile può falsare il nostro bilancio. Quando ero bambino mi dissero che Dio ci aveva creato a sua immagine e somiglianza. Fu allora che decisi di fabbricare specchi. Sicurezza, tranquillità e un meritato riposo. Tutti gli scopi che ho perseguito, presto li avrò raggiunti. La vita è uno stato mentale. Ciao Ennio, ti vogliamo un mondo di bene. Caro Presidente Ennio, siamo qui nella tua tombolo, dove sei nato, hai messo le basi della tua vita, della tua famiglia
con l'amatissima Lina e poi con gli adorati figli Sara e Massimo. Qui dove è partito il tuo sogno, che ha fatto sbocciare il nostro futuro e il bene di molti in Italia e in Europa. Qui dove tutto parla di te, dove amavi tornare per attingere forza ed ispirazioni. Oggi siamo nella tua Chiesa, testimoni della tua grande fede, che tutti noi potevamo vedere semplicemente dalle tue azioni quotidiane, come se fossero guidate dal cielo. Sei stato esempio e viva testimonianza di vita cristiana nel mondo della finanza. Quando mi hai voluto conoscere tanti anni fa, era per intraprendere insieme il grande sogno di costruire una banca innovativa e posta al servizio della persona. È stata subito un'attrazione del cuore. Il tuo carisma mi ha contagiato. Ho compreso la tua grandezza. Volevamo raggiungere lo stesso traguardo, tu al comando con la tua intelligenza visionaria, la tua forza e la tua capacità di guida. Io al tuo fianco con dedizione ed impegno nella realizzazione. Hai rivoluzionato il mondo della finanza e delle banche nel solo interesse dei risparmiatori, con nuove soluzioni che hanno anticipato di 30 anni la realtà di oggi. Affrontavi con serenità i problemi del presente, immaginando sempre il futuro e mettendo al centro del tuo agire il bene di tutti e dell'amata Italia. Oggi sei unanimemente considerato, a buona ragione, uno dei più grandi banchieri del nostro Paese. Hai creato dal nulla un istituto che la Banca Centrale Europea annovera oggi tra quelli più importanti del nostro continente, a coronamento e testimonianza della eccezionale impresa da te realizzata. Ma l'aspetto più bello che voglio oggi qui ricordare della vita professionale trascorsa insieme riguarda la tua capacità di agire sempre con il cuore in mano, ispirandoti ai valori del Vangelo che spesso citavi. Nessuno che si rivolgeva a te per qualsiasi necessità rimaneva senza la tua buona parola, il tuo consiglio e il tuo aiuto concreto, quanto più possibile nascosto. Molto più spesso anticipavi tu la richiesta di aiuto leggendola sul volto degli altri. Hai trasmesso questi valori ai figli Massimo e Sara e insieme a loro li hai fatti germogliare nel cuore e nell'agire dei collaboratori della tua banca. Sono stato onorato e mi hai fatto commuovere quando tu con Massimo e la tua famiglia mi hai passato il testimone di rappresentare la Banca Mediolanum. Mi ha incoraggiato a continuare a fare bene il dovere, ad essere vicino ai collaboratori e soprattutto ad amare i clienti. Caro Ennio, maestro di vita, desidero assicurarti che tutti noi, direttore generale, dirigenti, dipendenti, family banker e loro manager, insieme con la guida di Massimo, continueremo a fare crescere la Banca Mediolanum nel rispetto dei tuoi valori, con impegno ed ottimismo, per portarti sempre con noi, vivo nei nostri cuori. Grazie Presidente Ennio, è per tutti noi un dono di Dio averti incontrato. Grazie. Ora si presentano i nipoti e parla Acqua. Amatissimo nonno, nulla di ciò che diremo oggi sarà all'altezza dell'uomo indescrivibile che sei. Comunque eccoci qua.
i tuoi 7 nipoti, i tuoi 7. Oggi non siamo qui per raccontare il nostro dolore, ma per condividere la gioia e l'infinita gratitudine nei tuoi confronti. Ti vogliamo ringraziare per tutte le opportunità che ci hai donato. Il tuo impegno e la tua passione ci hanno regalato una vita di scelte. E scegliere non è un lusso consentito a molti. Non ci hai mai imposto di essere nulla al di fuori di quello che volessimo essere. Ci hai insegnato ad amare incondizionatamente come hai fatto tu con noi e con tutti quelli che hai incontrato. Ma soprattutto il tuo esempio di amore verso la nonna è stato veramente sacro. Essere resi partecipi di un amore così puro, così vero e così eterno è una fortuna per la vita. Non ti preoccupare della nonna. Ce ne occupiamo noi. Sappiamo che hai lottato per non lasciarla da sola, ma lei non è sola. È con noi che l'amiamo quanto l'ami tu. E tu, dolcissimo nonno, vivi in tutti noi. Per noi sei ancora qui. Ti vediamo e ti sentiamo in ogni luogo. Ma questo viaggio verso il cielo non potevi che farlo tu per primo. Perché Ennio Doris ha sempre visto più in là degli altri. Nonno, ti amiamo eternamente, i tuoi ragazzi. Sara e Massimo. Io volevo leggere qualcosa che ho scritto una notte a maggio, dello scorso maggio, quando ero in ospedale a Castelfranco con papà. Per alcuni giorni c'ero io al suo fianco ad assisterlo. Che gioia, papà, essere qua con te questa notte. Tu dormi tranquillo e io guardo il mondo fuori, con il campanile di Castelfranco che emerge da una distesa di floridi alberi, stagliandosi nel cielo di questa sera di maggio. Il campanile ci indica di guardare sempre verso l'alto e lo ringrazio per questo. Sono felice di esserti qui accanto, in questo momento, nella nostra terra veneta, che amiamo tutti noi profondamente, grati di ciò che ci ha insegnato. Ed emergono memorie di una vita insieme, di foto, di pellicole mute, dove tutti noi sorridenti ci muoviamo all'interno delle tue inquadrature, dove tu eri il regista e noi gaudenti attori. I ricordi sono infiniti e sono tutti così soavi che quasi mi viene il dubbio di averli solo sognati. I pranzi la domenica con nonni e cugini, la montagna a Fiera di Primiero con gli altri nonni e cugini, le vacanze con gli amici, i compleanni, il carnevale, le vostre feste in taverna e io bambina con il mio adorato Massimo. Paladino paziente e gentile che mi avete regalato prima ancora che esistessero i miei compleanni. Che dono incantevole che tu sia il mio papà. Il buon Dio mi ha affidata ad un uomo che incarna il prodigio, la forza che trasmetti a chi ti sta vicino, il senso di protezione che mi avvolge solo a pensarti, l'amore che elargisci senza misura. Papà, sarò sempre al tuo fianco in questo mondo e in qualunque altro mondo sia previsto per noi.
Ti amo e ti amo. Ti amo, mamma. Giovedì sono andato in ufficio, non per andare a lavorare, ma dove avevamo allestito la camera ardente. E arrivando lì a Milano 3, nella zona degli uffici, mi sono guardato intorno a vedere tutti questi palazzi dove c'è Mediolanum, dove ci sono tutti i dipendenti. E ho pensato a quello che avevi creato. Una banca quotata in borsa, creato dal nulla, una banca quotata in borsa, 3.200 dipendenti che lavorano per noi, 5.500 family banker. Ripeto, partendo da dove? Da Tombolo, un paese povero, anzi, da Rondiello, quartiere povero di un paese povero, da una casa, ricordo, 6 stanze, 2 cucine e 4 camere da letto, il bagno non c'era, si andava fuori sul lettamaio e ci vivevano, non so, in 15, 16, non so in quanti. Quindi veramente partito dal niente, quando si dice niente è veramente niente, e hai costruito tutto questo. Ma quello che conta di più è come è stato costruito, perché i banchieri non è che godano di molta simpatia, i finanzieri in generale. Eppure, per quanto ti riguarda, abbiamo visto manifestazioni di apprezzamento, di solidarietà, di stima venire da ovunque. Anche, parlando di banche, dai concorrenti. Allianz Bank ha comprato una pagina sul Corriere della Sera dedicata a Ennio Doris. Tante altre banche, istituzioni lo hanno omaggiato nelle loro pagine di Facebook, nei loro siti, eccetera. Non si vede normalmente questo. Il mercoledì pomeriggio o mattina, che forse adesso non so bene l'orario, era stato dato l'annuncio. Banca Fideora, Tommaso Corcos, che era amministratore delegato, aveva un incontro con 350 consulenti finanziari. Si sono alzati in piedi e ti hanno tributato un applauso. E tutto ciò, secondo me, come si suole dire, è veramente tanta roba. Per non parlare poi di quello che è arrivato da chiunque conoscessi o anche non conoscessi, piuttosto che dagli amici, tanti, tantissimi. Amavi molto stare in compagnia. E andando più sul personale, sei stato un grande, grandissimo papà, anzi di più, perché per un bambino, quando è piccolo, il papà è una specie di supereroe, perché è grande, nel tuo caso parecchio alto anche, è forte, sa tutto, quindi per un bambino il papà è veramente Superman. Poi arriva l'adolescenza, uno cresce e si rende conto che il papà è una persona come tante altre. Beh, per me sei sempre rimasto Superman e sempre lo sarai. Buon viaggio, papà. Ora iniziamo la messa e la porteremo fino alla conclusione. I cantori iniziano. Ci alziamo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Ci prepariamo a celebrare questa Santa Messa insieme al fratello Ennio, che è qui e non è qui. È qui ed è anche altrove. E allora vi invito a osare, a immaginare come possa essere adesso, faccia a faccia davanti a Dio che lo accoglie, il dialogo tra di loro. Con tutto quello che abbiamo sentito, forse possiamo essere tanto vicini a Lui e condividere la sua nuova vita, la sua nuova esperienza, nella speranza. Vogliamo essere vicini al grande dolore che ha colpito i familiari, in particolare la moglie Lina, i figli Sara e Massimo, i nipoti, i parenti, gli amici più stretti, il presidente della banca, i dirigenti, i promotori, i dipendenti della Mediolanum e in particolare, come qualcuno ha ricordato, tutte le persone, piccole e grandi, che sono state aiutate da Ennio e dalla sua famiglia. E io so che in questo momento, ne sono informato, per gli ultimi interventi che lui aveva fatto di persona, sicuramente una scuola dell'Africa sta pregando, sicuramente una parrocchia in Brasile che è stata aiutata recentemente. Celebrano insieme a me Don Davide e Don Giulio della comunità Nuovi Orizzonti, Don Agostino della Cascina Don Guanella, Don Duilio dei Salesiani di Godego e si aggiunge in spirito Don Martino dell'ospedale di San Raffaele, che ha accompagnato il nostro fratello fino all'ultimo e che ha già celebrato questa mattina la Santa Messa per lui. Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia col Padre per accostarci degnamente alla mensa del Signore. Invochiamolo con cuore pentito. Preghiamo. O Dio che sempre usi misericordia e perdoni, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo per il nostro fratello Ennio, che hai fatto passare a te da questo mondo. E poiché in te ha sperato e creduto, conducilo alla patria del cielo e donagli la gioia senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte. Piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti agli uomini. Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. È il mio pastore, non manco di nulla. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Matteo. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Avverrà come di un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto 5 talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne presentò altri 5 dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Presentatosi poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Vedi, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura andai a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e infingardo. Sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In queste ore sono state dette e scritte tante parole su Ennio. Ma al di là di esse possiamo ben dire che Ennio è entrato nelle case e nei cuori dei tombolani, non solo, ma anche dei cittadini italiani e pure di altri paesi nel mondo. Sì, Ennio amava proprio stare in mezzo alla gente, spesso accompagnato da Lina. Mettersi alla pari con chiunque avesse incontrato, ascoltare e fidarsi, però anche pronto a proporre la sua visione che andava oltre i pensieri comuni o degli opinionisti. E quando davanti a lui appariva una buona prospettiva, non aveva dubbi o tentennamenti, non tanto per se stesso, ma per tutti, per il bene della comunità. I valori li ha assunti dai suoi genitori, dai preti della parrocchia di quando era ragazzo, dagli amici del paese a cui era attaccatissimo, per qualcuno dei quali, ricordo bene, nel giorno del funerale, aveva pianto in questa chiesa di fronte a tutti. La sua sensibilità lo portava a commuoversi sia nei ricordi tristi, ma anche nei momenti belli
quando, da esperto narratore, riportava tanti episodi gustosi e divertenti della vita paesana. Ora quegli amici li ritrova in cielo e non può essere che festa. La vita è bella quando si celebrano le feste e lui alle feste non mancava mai, perché senza dirlo la sua presenza era incoraggiante, trasmetteva fiducia, ascoltava proposte, suscitava speranze, rasserenava le situazioni di sofferenza. Il suo aiuto sarebbe comunque arrivato per qualche via dove lui non appariva, perché non cercava gratificazioni. La vita che si era costruito insieme a Lina, ai figli e ai nipoti, il suo orgoglio di sposo, di papà, di nonno, lo ripagava tantissimo. Credeva nella famiglia al punto di ritenerla, l'abbiamo ben sentito, fondamento non solo della società e della Chiesa, ma anche soggetto privilegiato per l'attività economica e la solidarietà tra le reti sociali. E tutti ricordiamo le sue espressioni che guardavano sempre positivamente al presente e al futuro e diceva: tempo al tempo, c'è anche domani. Ricordate il libro, c'è anche domani. Tutto si aggiusta e tende al meglio. Affrontiamo il rischio con fiducia. Se uno vuole, può arrivare ovunque, dando un calcio alla parola impossibile. Incontrare Ennio e Lina era un sentirsi voluti bene. Nasceva una stima vicendevole, come suggerisce la lettera di San Paolo ai Romani, prima lettura. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. E ancora, rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, perché più si è umani, più si è vicini a Dio, più si condivide, più si riceve, ne ha dato buona testimonianza. Ennio, partendo dal poco, ha dato e ricevuto molto, progredendo con generosa disponibilità e intelligente buonsenso. Ha aiutato il mondo a essere un po' migliore a partire dai bambini più poveri, dalle missioni, dalle scuole, dai malati, dagli ospedali, dalle comunità di accoglienza per i giovani, dai carcerati, perché davanti a Dio nessuno è irrecuperabile, fino alla Chiesa, alle istituzioni e alle opere sociali. Ha messo a frutto i talenti che Dio gli ha dato, come si narra nella parabola che è stata citata. Ha impiegato bene le capacità di imprenditore, creando posti di lavoro, sapendo che prima o poi a qualcuno con la Q maiuscola si deve rendere conto. Ecco, Signore, ho messo a frutto le capacità che mi avevi dato. E il Signore? Bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Attenzione, la parabola conclude poi con un insegnamento, perché a chiunque sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Perché attenzione? Perché si parla di valori del Vangelo. Ennio ebbe sempre una particolare attenzione verso la comunità tombolana, dove le sue radici rimasero ben attaccate e dove nacque pure tutta la sua bella passione per il ciclismo, fin dai tempi di Coppi e Bartali. Ogni volta che c'erano degli edifici da sistemare, come la chiesa, il campanile, scuola materna, canonica, patronato, costruzione di una nuova sala, lui e Lina si presentavano spontaneamente qui dietro in sacrestia, con quel loro sorriso, e dicevano: ma noi come famiglia ci siamo. Nessuno gliel'aveva chiesto, si presentavano loro.
Permettetemi ancora un ricordo. Quando inaugurammo qui in piazza, proprio davanti, nel 2014, l'impegnativo restauro della nostra bella chiesa di Tombolo, con il significativo contributo della famiglia Doris, Ennio salì sul palco e a braccio, come era suo costume, parlò col cuore e non con parole di circostanza. E il suo intervento stupì tutti. Parlò del significato che ha un edificio sacro per la comunità e le famiglie. La vita dei cristiani, disse, è segnata da alcuni passaggi fondamentali, come il nascere, l'essere battezzati, da ragazzi fare la prima comunione e la cresima, sposarsi in chiesa con vincolo inseparabile, lasciare questo mondo con il commiato della comunità, come stiamo celebrando oggi. L'edificio sacro, diceva, è l'emblema della vita, che deve essere la più bella possibile, come è bella quest'opera d'arte. E di fronte, sempre in quella occasione, di fronte all'episodio di una ragazzina che per mesi aveva tirato al risparmio su tutto di quello che aveva potuto raccogliere, ma tutto, cosa fece? Consegnò il suo piccolo tesoretto perché anche lei voleva che la sua chiesa fosse bella. Allora Ennio disse davanti a tutti, mettendoci la faccia: io ho dato un piccolo contributo, quella ragazzina ha dato molto più di me. Quel giorno, io ho pensato, si sono incontrate la grandezza e la piccolezza e la grandezza. Piccole espressioni che profumano di Vangelo. In seguito, durante l'inaugurazione della nuova sala, comunicava il suo stato d'animo in questi termini. È tutto lui questo, io riporto solo. Come può, si chiedeva, l'ha detto davanti a tutti, come può un ricco entrare nel regno dei cieli passando per la cruna di un ago se è più facile che ci passi un cammello? Domanda che vale per tutti. Lasciò l'interrogativo aperto, però manifestò anche che aveva coscienza dei propri limiti e delle fragilità umane da cui nessuno è esente. E tutti abbiamo bisogno della misericordia e della tenerezza di Dio, come ci ricorda spesso Papa Francesco. A quell'interrogativo Ennio ha cercato di rispondere non a parole, ma con la sua vita, facendo del suo meglio per vincere il male con il bene, vivendo in pace con tutti, come diceva la lettura. Alla fine il giudizio personale spetta sempre e soltanto a Dio. Sorpresa finale. La settimana prima della morte, dopo un duro calvario condiviso con Lina, Sara e Massimo, Ennio ha voluto lasciare un messaggio a tutti tramite una persona che conosco bene e che lui stesso ha preso l'iniziativa di chiamare per telefono. Il messaggio è questo, ve lo dico parola per parola. Senza la fede è difficile, molto difficile, superare qualsiasi cosa, soprattutto le malattie. Questo messaggio, sempre lui, voglio proprio farlo pubblicamente, in modo da far pensare anche a livello di fede. Secondo me è un testamento spirituale. Per favore, non dimentichiamolo. Grazie Ennio, sei stato amico e compagno di viaggio di tante persone che hanno camminato parte della loro vita con te. E infine, ieri il cardinale Ruini, amico di Ennio, mi ha pregato di ricordarlo con queste parole. Ennio Doris è stato un banchiere speciale, capace di curare gli interessi degli altri come fossero i propri. Mentre preghiamo per lui, preghiamo anche perché i suoi figli e collaboratori possano continuare la sua opera nel medesimo spirito
e con uguale efficacia. Ora concludo, è la comunità tutta, insieme alle persone presenti alle quali va il nostro grazie, che è grata per questo suo Figlio. Comunità che affida Ennio alle braccia misericordiose di Dio in cui lui credeva fermamente. Lo ritroveremo, lo riabbracceremo, perché se abbiamo un Cristo, cosa fa sto Cristo? Visto che è morto e risorto per noi, fa una cosa molto bella e molto grande, tiene spalancata la porta del cielo. Quel giorno sarà la festa più grande di tutte, sarà l'arrivo di quel c'è anche domani, che si compirà per sempre. Facciamo la preghiera dei fedeli. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la comune preghiera al Signore nostro Dio per il nostro caro Ennio, per la sua famiglia e la Chiesa che tanto ha amato, per il lavoro dato a tanta gente e per i poveri che ha sostenuto, per la pace nel mondo e per la nostra salvezza. E insieme, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché nel mondo, nella società e nelle famiglie regnino sempre la pace, la concordia, il rispetto, l'aiuto vicendevole e la cura dei poveri. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che soffrono nel corpo o nello spirito, perché sentano sempre accanto a sé la presenza del Signore. Grazie all'affetto dei propri cari e degli amici, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché il Signore liberi il nostro fratello Ennio dal potere del male, lo ricompensi per il bene fatto e lo accolga nella dimora di luce e di pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nonna Lina, la mamma Sara, lo zio Massimo e tutti noi nipoti e familiari, ora uniti in un grande dolore, che si possa a noi trovare conforto e coraggio nella preghiera per continuare a vivere e trasmettere quanto di bello ed importante ci è stato insegnato dal nostro nonno, papà e sposo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti noi che partecipiamo a questa celebrazione, perché Dio, Padre provvidente e misericordioso, ci assista e ci protegga nelle prove che dobbiamo affrontare sulla strada della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Dio, nostro Creatore e Redentore, concedi ai nostri fratelli defunti il perdono di tutti i peccati, perché ottengano la misericordia e la pace che hanno sempre sperato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vado io coi chierichetti.
Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti offriamo, o Padre, questo sacrificio per la salvezza del nostro fratello Ennio e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo Figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore
in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche del nostro fratello Ennio, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo è unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. È vero, oggi un papà vi lascia, ma chi va a incontrare? Se non un altro papà, grande grande, che abbraccia tutta la famiglia umana, voi compresi. E allora, con piena fiducia in questo Padre dei cieli, dove Ennio ha raggiunto la pienezza ormai della sua vita, diamogli fiducia, continuiamo a vivere bene, come ci è stato insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come che noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. L'ultimo consuma tutto, una testa, sì.
Cristo mi custodisca per la vita eterna, e il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Per la comunione, chi fa la comunione resta in piedi e chi non la fa si chiede.
Per desiderio della famiglia, qualche sacerdote vuole esprimere il proprio saluto. Mi ha fatto una sintesi dei miei 9 anni di teologia e mi disse: noi investiamo per la terra, per aiutare qui sulla terra, voi sacerdoti investite per l'anima e per il cielo, per questo siete più importanti di noi. Io sentirmi dire così parole grandissime. Io di fronte a questo gli ho lasciato una medaglietta miracolosa che distribuisco così, e tante volte mi trovo e lui mi guarda e come mi ha guardato mi è venuto distinto dire: ma Ennio, tu hai confidenza con il rosario? E lui mi dice: sì, in famiglia lo recitiamo. E pensando a questo giorno ho collegato quell'episodio con oggi, sabato 27 novembre, è il giorno dell'apparizione della Madonna a Santa Caterina Labouré a Parigi, quando gli ha fatto vedere quella medaglietta da coniare che avevo regalato a Ennio. Grazie Ennio. È difficile dire le parole giuste in questo momento, ma direi innanzitutto un grazie con tutto il cuore a Ennio. E lo voglio portare anche a nome di tutta la grande famiglia di Nuovi Orizzonti e anche di Chiara Mirante, che è la fondatrice, che porta questo grande abbraccio, riconoscenti a Dio per il dono che Ennio è perché continua ad esserlo, insieme a Lina e a tutta la sua grande famiglia, che veramente è un abbraccio. Quando si incontrano sono un abbraccio, e Ennio in modo particolare penso che abbia sintetizzato tutto nelle parole che Don Bruno giustamente, come un tesoro prezioso, ci ha consegnato nell'omelia. Questo testamento spirituale lo è davvero. Più volte ho sentito Ennio dire che questi ultimi tempi difficili di malattia sono stati, diceva, un dono. Quando diceva un dono sembrava una cosa veramente strana, e nella sua invece lungimiranza e genialità, perché era proprio un uomo straordinario, spiegava cosa stava imparando anche da questa nuova cattedra che era la malattia, e che ha affrontato con fede, imparando di nuovo e ancora di più a pregare, ad affidarsi, ad amare, cosa che non ha mai smesso di fare in un attimo della sua vita. E anche Massimo, Sara, tutti gli interventi hanno sottolineato tanti punti importanti, però è vero, forse anche la sua grandezza viene dal fatto che non ha mai dimenticato chi è stato, da dove è partito, con Lina tutti i chilometri in questo lungo percorso che è la vita che hanno vissuto, e sono rimasti e vivono e hanno vissuto in modo semplice, portando i valori del Vangelo in modo autentico a chiunque li incontrava. Ecco, quando io vedo i murales dove c'è scritto forever, tutti sognano un amore per sempre, e tutti abbiamo questo seme nel cuore in cui vorremmo il per sempre. Poi il per sempre si scrive con un oggi in cui dici sì all'amore. E ecco, Ennio ci ha testimoniato insieme a Lina, e continuano a ricordarcelo, che è possibile amare in ogni oggi con la qualità che Gesù ci chiede di vivere ogni giorno. Grazie Ennio, grazie Lina, grazie alla testimonianza della vostra famiglia. Sono qui a testimoniare la mia riconoscenza della comunità donguanella di Lecco. Quello che voglio esprimere oggi è la meraviglia, quello che ho visto e sentito quest'oggi,
Io Ennio non l'ho conosciuto, i miei ragazzi non l'hanno conosciuto e ancor più quindi noi ne siamo riconoscenti. La meraviglia di un uomo che ha saputo non solo trafficare i propri talenti, ma li ha saputi condividere. E questo è un miracolo, il miracolo della condivisione. Grazie Sara, perché mi hai dato modo di meravigliarmi e di sapere che ogni giorno, ancora oggi, ci sono questi miracoli. Ti ringrazio Ennio perché ho incontrato in te una persona che ti fa stare bene, una delle rare persone che davvero ti fanno stare bene, un genio, evidentemente, che ti guarda con gli occhi di un bambino, capace di guardare la vita con l'entusiasmo di un bambino. Ti ringrazio perché sei stato una persona che ti fa stare bene. Le persone però quando arriva il dolore smettono di fare questo e tu invece non hai smesso neanche nel dolore. E nei tuoi ultimi giorni ancora eri capace di consegnarci qualcosa di enorme e di rarissimo da trovare. Qualcuno che va verso il cielo con la semplicità, con la forza, con il coraggio. Un pochino di un santo. Grazie. Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Ennio giunga al convitto eterno di Cristo e li vive e regna nei secoli dei secoli. Rivolgiamo ora al nostro fratello Ennio l'estremo saluto. Questo rito del congedo esprima il nostro amore, consoli il nostro pianto, rafforzi la nostra speranza. Un giorno ci ritroveremo nella casa del Padre, dove l'amore di Cristo, che tutto vince, trasformerà la morte in aurora di vita eterna.
Venite, santi di Dio, accorrete angeli del Signore, accogliete la sua anima, presentatela al trono dell'Altissimo. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Ti raccomandiamo, Signore, l'anima del nostro fratello Ennio, perché lasciato questo mondo viva in te. Nella tua clemenza cancella i peccati che ha commesso per la fragilità della condizione umana e concedigli il perdono e la pace per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. E devo ricordare le regole per poter uscire dalla chiesa e poi accompagnare Ennio al Camposanto. Allora io mi metterò davanti, ecco, alla salma, dietro di me i familiari stretti, proprio quel gruppo che viveva insieme con lui. Tutti gli altri sono pregati di uscire dalle porte laterali, non per quella centrale. Ecco. Quando siamo fuori evitiamo il più possibile assembramenti, ecco, e processionalmente andiamo verso il cimitero e lì possiamo fare le condoglianze, possiamo esprimere qualche altro pensiero. E grazie a voi che avete partecipato, grazie agli organizzatori che ho visto hanno fatto un bel lavoro per come avete tutti partecipato a questa celebrazione. Grazie ancora.
moltissimo Ennio Doris dal suo popolo, da Tombolo, dal suo paese, un paese che molto lui amava, un paese che lo ama moltissimo. Un lungo applauso, un lunghissimo applauso. Quasi 5.000 persone presenti qui a Tombolo, dislocate in vari posti. Abbiamo una, penso, struttura apposta per le personalità sulla destra, tutta piena, 140 persone in chiesa, familiari più stretti voluti dalla famiglia Doris. Vediamo uscire adesso gli imprenditori Marco Tronchetti Provera. Eccolo, vediamo Alessandro Benetton. Un lungo applauso ancora, continua il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Abbiamo sentito anche il flauto di Uto Ughi, molto commovente, il coro della parrocchia del Comune di Tombolo, molto bravo. E ancora l'applauso continua, grande commozione. Ecco la moglie Lina, i figli Massimo e Sara, anche loro hanno dato il loro contributo, la loro testimonianza toccante. Figlio Massimo ha avuto un momento di commozione importante, commosso tutti quanti. Eccoci qua che stanno arrivando anche le personalità con il feretro. Abbiamo i vari sindaci, sindaco di Tombolo, sindaco di San Martino di Lupari, Corrado Bortot. Vista la grande collaborazione anche tra i due comuni, tra Tombolo e San Martino di Lupari. Grande è stato l'impegno del Comune di Tombolo per poter dare la possibilità a quanta più gente possibile per rendere omaggio a Ennio Doris. Ha saputo dare lui un messaggio morale importante, un uomo umile che si è mantenuto umile nel tempo, fino alla morte. Abbiamo sentito dalle parole del parroco, si è mantenuto umile fino all'ultimo, anzi ha apprezzato addirittura l'ultimo anno di vita. Ecco Silvio Berlusconi, accompagnato dalla figlia Marina, provato anche lui, si vede. Alessandro Benetton. Adesso bisognerà farsi strada naturalmente perché la salma sarà tumulata nel cimitero di Tombolo, nella tomba di famiglia, nella tomba della famiglia Doris. Ecco la chiesa. Abbiamo qui vicino il sindaco Bortot che vorrei chiamare qui con me. Prego sindaco. Ecco Corrado Bortot. Una perdita importante, un gemellaggio di Tombolo con San Martino di Lupari proprio in questo momento particolare. Perché? Si può dire che Ennio Doris è nato qui a Tombolo, ma professionalmente è nato a San Martino di Lupari. Un tombolano che ha saputo guardare avanti, un sammartinaro, perché lo sentiamo anche sammartinaro, che si è legato al territorio con il suo essere visionario, capendo che la banca non poteva più aspettare i clienti, ma che la banca doveva andare dai clienti e li doveva trattare con quel rapporto fiduciario che solo lui ha saputo trasmettere. Lui ha inventato la finanza creativa, ma anche la finanza basata sulla fiducia. Certo, un legame che ha sempre tenuto stretto con il suo territorio e con il suo paese, anche con San Martino di Lupari. Assolutamente sì, e tanti sono i cittadini di San Martino di Lupari, così come quelli di Tombolo e di tutto il territorio, che da Doris hanno avuto un aiuto per le loro attività. Sindaco, se lo ricorda Ennio Doris quando con la bacchetta segnava un cerchio sulla sabbia, se lo ricorda, ma non era una bacchetta, vero Sindaco? Non si chiama bacchetta, non era, esatto. Si chiama bagolina. Era la bagolina, uno strumento dei mediatori, uno strumento che, come lo vedi, pensi a Tombolo, e che per lui era il simbolo del lavoro, simbolo delle radici del territorio e comunque il simbolo che quel cerchio intorno a te è qualcosa che ti protegge. La banca che ha inventato lui è la banca per proteggere
i suoi clienti e l'ha inventata a Tombolo. Certo, San Martino avete voluto dare anche un aiuto pratico nell'organizzazione di questa giornata. Beh sì, aiutando naturalmente con la protezione civile. San Martino e Tombolo sono non confinanti, ormai sono un agglomerato unico e quindi abbiamo... Vediamo un attimo, ecco il lungo applauso, ecco i figli ancora. Tutti i nipoti, 7 nipoti di Ennio Doris, nonno amatissimo, il corteo funebre che porterà la salma di Ennio Doris alla tomba di famiglia, il figlio Massimo, la figlia Sara, ecco Marco Tronchetti Provera che passa, Alessandro Benetton e tutto il suo amato popolo, il suo amato paese che lo segue, l'amato paese che lo segue. Sindaco, la lascio andare. Sì, abbiamo dato una mano perché era doveroso dare una mano, vi saluto e grazie anche a voi. Grazie a lei Sindaco. Allora vogliamo intervistare anche qualcuno degli amici storici di Ennio Doris, a lui piaceva tanto, ogni settimana tornava a casa quando era possibile per poter giocare, per poter fare la partita di carte con i suoi amici nei bar di Tombolo e giocava a scopa. Qui abbiamo un suo amico. Com'era la partita di carte il fine settimana con Ennio? Ricordare Ennio è una cosa fantastica perché facevamo questo briscolone e la soddisfazione di fregarci la partita con queste mani lunghe che battevano e la soddisfazione sua era di fregarci. Le dico un aneddoto, un giorno è riuscito a fregarci in estremis e dalla contentezza di averci fregato ci ha portati tutti a Cittadella a mangiare il gelato e portare il gelato per le nostre famiglie. Ma è vero che si arrabbiava quando finiva, quando perdeva? Si arrabbiava, batteva sul tavolo con una grinta, per quello ha fatto strada, era fantastico, una cosa meravigliosa. Molto emozionato. Sono emozionato già adesso io che io ho avuto anche un premio da lui e che è questo libro che mi ha fatto una dedica, che ve lo faccio vedere, non ce l'hanno tanti, ma questa è una grande soddisfazione. Un grande regalo. Moltissimo, questo è il ricordo di Ennio. Grazie. Benissimo, abbiamo qui un collaboratore stretto di Ennio, Maximiliano. Mettiamo il microfono sotto zaino. Sì, un attimino solo, arrivo subito. Corriamo dal nostro governatore, eccolo qui. Ricordare di lui. Ma guardate, di lui mi ricordo il sorriso, la grande visione, la positività, l'essere sempre dalla parte di chi ha avuto di meno, di chi non ha avuto fortuna e la grande sensibilità. Ripeto, basterebbe pensare che penso sia l'unico finanziere che è riuscito a nobilitare, diciamo, il suo comparto e soprattutto è ricordato con assolutamente riconoscenza da tutti. E questo io lo dico a nome dei Veneti perché non posso mai dimenticare quella telefonata nella quale mi ha detto: guarda, io voglio donare 5 milioni di euro per la sanità del Veneto. Gli ho detto: ma cosa dobbiamo comprare? Fai in modo che i veneti non si ammalino. Grazie. Governatore, una domandina. L'ultimo applauso è stato un applauso che è partito davvero dal cuore di tutti noi e che ha voluto. No, una battuta, solo un ricordo, Presidente, siamo arrivati tardi. Ah, scusami, facciamo veloci. Sì, un ricordo di... Guardate, io ricordo il suo sorriso, la grande visione, l'amore per la nostra terra e soprattutto l'attenzione e la sensibilità rispetto agli ultimi, a coloro che non hanno avuto fortuna nella vita. Una persona di grande disponibilità, una parola buona per tutti e devo dire che è la dimostrazione che è riuscito con la sua azione in un comparto non facile anche a nobilitare quel ruolo fra virgolette di finanziere. Direi che io Ennio Doris l'ho incontrato l'ultima volta in ospedale a Castelfranco, ci sono stato un bel po' a chiacchierare e ancora sempre con quel sorriso, con quella voglia di fare, con quella determinazione, ma sempre attento ai cittadini. E poi è un grande Veneto, se ne va un galantuomo.
Buon lavoro, grazie. Allora noi torniamo nella nostra postazione perché abbiamo delle testimonianze importanti da portare al nostro pubblico a casa. Abbiamo un collaboratore qui importante, eccolo qua. Buongiorno, Maximilian Rosiglione. Lei sempre molto vicino a Ennio Doris, lavorativamente parlando. Certo. Cosa le ha insegnato? Beh, chiaramente il nostro Presidente ci ha insegnato i valori, come abbiamo visto che si è portato fin da piccolo, da Tombolo, e ci ha insegnato a trasferirli a tutta la nostra clientela perché, come lui diceva, bisogna far del bene per ricevere e quindi cerchiamo di fare questo. Ma è vero, lei mi diceva prima un uomo anche di grande fede, che la portava anche ai suoi dipendenti, ai suoi collaboratori. Beh, sicuramente la fede l'ha sempre avuta in tutti i sensi e l'ha trasferita perché è partito tutto dalla sua spiritualità, dalla sua visione e dal voler fare qualcosa di bene per tutti quanti. Cosa ha lasciato oltre a questo? A parte il ricordo e l'insegnamento, che altro lascia? Io credo che lasci un grande esempio, una grande visione e il fatto di poter portare avanti il suo sogno per noi è un grande orgoglio. Cosa sarà adesso senza Ennio? Ma io credo che ci sarà, senz'altro mancherà tantissimo, però ce l'abbiamo sempre nel cuore e quindi credo sarà sempre al nostro fianco con la mano sulla spalla per aiutarci. Grazie signor Rosiglione. Grazie a lei. Buona serata a tutti. Grazie. Adesso andiamo a sentire la testimonianza di chi Ennio l'ha vissuto veramente in profondità e l'abbiamo vissuto insieme in festa, vero Gianpietro? Esatto. Presidente della Proloco qui di Tombolo. Ti ricordi, 2 anni fa eravamo insieme, proprio così a fianco e da dietro chi è arrivato? Ennio Doris. Ennio Doris, perché noi abbiamo registrato 2 puntate di itinerari turistici esattamente proprio qua alla festa del Lesso, perché fatalità è venuto a mancare proprio in una delle sue feste preferite. Esatto. Qui a Tombolo c'è una grande tradizione della carne e adesso, oltre che a commerciarla, adesso abbiamo una tradizione che abbiamo 2 appuntamenti annuali, sia con la festa del bollito che con la sagra, che noi facciamo la festa della carne. E lui non mancava mai, assolutamente non mancava mai. Una sera veniva sempre a trovarci, ma non mancava mai. Purtroppo con il Covid non abbiamo potuto farla, però il ricordo di 2 anni fa, ti ricordi quando siamo andati dentro insieme, è arrivato da dietro? Sì, l'abbiamo trovato nelle cucine, tra la gente semplice. Perché... E poi ti ricordi Gianpietro che prendeva il mestolo e mischiava dentro le pentole del bollito. E dopo, distante dalla linea, si è preso cosa? Il musetto. È un ricordo bellissimo e anche parlavamo proprio oggi che anche a noi siamo già in cucina a preparare per stasera e parlavamo proprio di questo aneddoto che tutti quelli che erano lì si ricordano questa cosa che è successa tra di noi. E poi quando chiedevamo aiuto lui c'era sempre. Abbiamo fatto la presentazione della qualità veneta qui a Tombolo e abbiamo chiesto se per favore poteva venire a parlare anche lui e lui ha detto disponibilità al 100% per voi. Lui era sempre disponibile. Ti ricordi una cosa? Io mi ricordo una cosa in particolare. Eravamo dentro le cucine e lo stavo intervistando e lui mi disse: sai Ida, ricordati una cosa, una persona che nasce a Tombolo può girare tutto il mondo e morire al di là dell'oceano, ma morirà sempre e resterà sempre tombolano. Esatto, io la chiamo la tombolanità nel mondo. Praticamente tu sei tombolano per sempre. Quando nasci qui, purtroppo... Perché sì, certo, dobbiamo spiegare ai nostri telespettatori. Lui era molto aggrappato alle sue tradizioni, è stato aiutato in gioventù e ha sempre ringraziato tutti e la sua maniera di ringraziare era quello di aiutare gli altri. Noi siamo stati tra quelli che lui ha aiutato perché siamo una Proloco giovane, mancava tutto e nel momento del bisogno lui ci ha dato una mano. Noi gli siamo sempre stati riconoscenti e ogni anno lo invitavamo sempre alle nostre manifestazioni e lui ci veniva volentieri. Questa era la nostra immensa soddisfazione per averlo sempre tra di noi perché lui era uno di noi, una persona speciale. Assolutamente sì. E lui ha mantenuto non solo le tradizioni ma
ha mantenuto lo spirito del tombolano, perché per lui lo spirito del tombolano era sacro. Qual è lo spirito del tombolano? È la stretta di mano, perché Tombolo è un paese di commercianti di bestiame da sempre. Negli anni 50 ha avuto il suo boom, era conosciuto Tombolo in tutti i paesi dell'est, in tutta Europa, proprio per il commercio di bestiame. E la particolarità di questi commercianti di bestiame qual era? La stretta di mano. Che valore aveva la stretta di mano? Era come una carta firmata. Meglio di una carta firmata, perché adesso le carte firmate valgono quello che valgono. Invece la stretta di mano è una cosa che è imprescindibile. E questo lui si è portato, l'onestà, la correttezza e la stretta. L'onestà lavorativa lui l'ha portata nel suo lavoro e l'ha trasmessa anche agli altri. Noi abbiamo avuto degli insegnamenti da lui che teniamo tesoro per noi. Certo, lui si è fatto umile e si è fatto servitore, si può dire, del cliente, portando la banca al cliente, non viceversa. Poi prima ricordavamo, ma lo spieghiamo bene ai telespettatori, ricordavamo proprio il suo spot, un spot importantissimo che è diventato, si può dire, storia, quando lui tracciava appunto banca intorno a te. La banca intorno a te, tracciava il cerchio sulla sabbia con la bagolina che era quel bacchetto che quel bastone che avevano i mediatori di una volta e che serviva per far spostare il bestiame durante i mercati. Per governare il bestiame. E lui si è portato anche questa tradizione, per governare, si può dire. Coglievi l'animo di Ennio, io l'ho visto durante le sagre, durante la festa che facciamo noi, perché la gente lo andava a salutare e lui aveva una parola buona per tutti. Gli faceva piacere che la gente l'andasse a salutare, perché era proprio l'animo di Ennio era quello. Lui aveva un saluto per tutti, lui stava bene in mezzo alla gente e lo vedevi sempre sulle nostre manifestazioni. Dopo questo è quello che è come si gustava il mangiare, vero? Sì. Assolutamente sì. Allora noi qui abbiamo tanti amici, ne sentiamo un altro amico, lo chiamiamo qua di Ennio, con tante testimonianze, veramente una più forte dell'altra. Venga, prego, eccolo qua. Un altro amico di Ennio. Il ricordo cosa mancherà soprattutto di Ennio. Cosa piaceva ad Ennio? Ennio piaceva giocare a carte, quello senz'altro. E poi mangiare con gli amici, la compagnia. E poi la radice, il paese suo. Questo era il suo paese, lui era nato povero, aveva fatto una strada meravigliosa, era diventato quello che era diventato, però lui era sempre rimasto qui nel suo paese. Un tombolano doc, ecco, diciamo. Difatti lui si definiva un tombolano doc. Ecco, lui ci teneva tutto. Le sue radici erano qui. A lui interessava il suo lavoro, perché era la sua passione. Era la sua passione da quando aveva iniziato con la banca antoniana negli anni 60 a San Martino di Lupari. Era partito da San Martino di Lupari. Da San Martino di Lupari e poi aveva fatto la sua carriera ed era arrivato a essere a fondare la Mediolanum, la banca Mediolanum. Quindi ci vuole coraggio, ci vuole. Qui a Tombolo dicono una cosa, che Ennio Doris aveva intivedere. Cosa vuol dire intivedere? Non tutti lo sanno. Vuol dire intuire, vuol dire vedere oltre l'ostacolo, essere positivi, è vero? Era anche tanto orgoglioso, lui era orgoglioso, era determinato nelle sue cose e aveva questa fortuna, questo talento di vedere dove gli altri non riuscivano a vedere. Ed è stata anche la sua fortuna. E lui ha organizzato il suo lavoro in questa maniera, cercando di curare innanzitutto il cliente. Ha creato una famiglia nei clienti. Ecco, ha detto la cosa giusta, ha creato una famiglia. Quindi lui era affezionato era molto affezionato anche alla sua famiglia, una base prioritaria. La sua famiglia era tutto per lui. Tutto, direi che c'è poco da dire, solamente la sua famiglia era la base di tutto. Quanto vi mancherà Ennio? Adesso
Mancherà. Per quello che ha fatto per la comunità è una mancanza, una grossa mancanza. Era una pietra miliare, qui ha fatto tutto. Tutto spontaneamente. È uno di quelli che quando dava qualcosa non voleva niente di ritorno. È proprio questo le volevo dire. Si dice che ogni settimana fuori dalla sua villa, perché lui ha voluto mantenere la sua residenza qua, ha rifatto la sua casa vecchia, mantenendo addirittura la cucina dei suoi genitori originale, com'era, va bene, sistemandola, però mantenendo la cucina e facendo anche nella sua nuova casa una taverna grande per gli amici. Per accogliere gli amici, per accogliere gli amici. Sì. Gli amici, lui. È vero che lui aveva questo altruismo per gli altri e che bene o male ogni settimana sempre qualcuno di sabato, di domenica si presentava ai suoi cancelli e lui aveva sempre un qualcosa per tutti e non chiedeva indietro niente. È vero o è una leggenda? Lui aveva bisogno di essere e di stare con i suoi amici. E di dare, anzi di regalare, perché questo si dice, lui donava e non voleva più indietro, non voleva niente in cambio. No, niente, lui era fatto così, alla sua maniera, sì. Ma sicuramente ci avrà lasciato qualcosa. Un esempio immane. Un esempio, direi un monumento ci ha lasciato, invisibile per il momento, ma ci sarà, ci sarà. Grazie mille. Abbiamo un'altra testimonianza, dai, forza, l'ultima, poi salutiamo anche i nostri telespettatori perché ormai si fa freddo. Non so neanche cosa dire perché hanno detto tutto. No, non è vero, non è mai abbastanza, perché quando si ricorda un amico, quando si ricorda una persona, le cose vengono dal cuore e ogni cuore è diverso. Certo, in ogni modo io posso dire grazie, anche io dico grazie a Ennio che ci ha onorato della sua presenza, della sua vita al paese di Tombolo, che noi siamo orgogliosi di averlo avuto e che speriamo che anche i suoi figli continuino nel suo cammino. Ecco, noi ringraziamo Ennio Doris per quello che ci ha dato, ecco, e che speriamo, perché io sono anch'io nella terza età, però cerco di fare il mio dovere anch'io. Va bene. Grazie. Niente, vi ringrazio. Grazie della sua testimonianza. Abbiamo un'altra, dai, forza. Queste le testimonianze, le voci di amici, dei concittadini di Ennio Doris, la sua umanità, il suo altruismo, il suo amore per Tombolo, dove tornava ogni fine settimana e dove ha fatto tanto, l'avete sentito anche nelle parole prima, durante l'omelia per la chiesa, per l'oratorio. Quando c'era bisogno lui c'era, lo ha ricordato anche il presidente Zaia quando scoppiò la pandemia, fu sua la prima chiamata, la prima donazione importante, importantissima donazione per aiutare i veneti, e disse al governatore: acquista quello che ti permette di non far ammalare i cittadini. Questo era Ennio Doris, ricordato nei messaggi commoventi in chiesa dai figli, da una dei 7 nipoti, riuniti tutti sull'altare per ricordare il nonno, la commozione della moglie Lina, la commozione di amici e di colleghi che hanno voluto salutarlo prima della messa, delle esequie. Naturalmente questa sera nel corso dei nostri telegiornali vi racconteremo questa giornata di Tombolo, la giornata dell'addio a Ennio Doris. Si chiude questa nostra lunga diretta, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio. Arrivederci.